Paura, danni e disagi sulla Valsugana, dove un camion è uscito di strada abbattendo una colonnina di metano e volando letteralmente in un canale di scolo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 10 nel tratto della statale 47 che attraversa il territorio comunale di Solagna all'altezza dell'hotel Ai Cavallini. La dinamica è ancora da chiarire, come pure eventuali responsabilità. Di certo c'è che il bilancio del sinistro poteva essere gravissimo, dato che la cisterna della ditta Biasion di Romano, condotta da un 57enne che aveva appena scaricato il carico di gasolio in Valbrenta, ha causato una fuga di gas che ha lasciato 4 famiglie senza metano per tutto il giorno. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno dovuto nebulizzare acqua per abbattere il gas e ridurre al minimo i rischi in una zona di grande passaggio e densamente abitata. Di certo ci sono pure le ripercussioni per la viabilità dell'importante arteria, già sottoposta in questi giorni allo stress dell'esodo ferragostano. Durante le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, infatti, la Valsugana è stata chiusa al traffico per circa un'ora e si sono create lunghe colonne di auto e camion in entrambe le direzioni. Il flusso proveniente da nord è stato deviato sul ponte di Campolongo e quindi in destra Brenta fino a Campese, con tutte le conseguenze del caso per la percorribilità della rete viaria minore, che è andata in tilt per gran parte della mattinata. La statale è tornata a senso unico alternato dopo l'emergenza. Il conducente non ha riportato ferite gravi oltre al grande spavento dopo il volo nel canale di scolo, momentaneamente asciutto. Sul posto, per la gestione dell'emergenza, assieme ai pompieri di Bassano, anche la polizia locale, l'ANAS, la polizia stradale, i carabinieri e il sindaco.